Si è inaugurata ieri la nuova sede del Polo Didattico Montalcini in via Papa Luciani, spazi più ampi ma anche più offerta formativa. L'offerta formativa della Levi Montalcini, non solo nuova sede ma anche nuovi programmi, nuovi progetti. Cosa proponete? Le novità sono essenzialmente due: la centralizzazione nella città di Agrigento, nel cuore della città, siamo a pochissimi minuti da Piazzale Rosselli, pertanto raggiungibili da tutte le parti delle province di Agrigento, insomma, perché abbiamo avuto tante richieste dalle zone limitrofe. E poi un'altra novità essenziale è che la Montalcini diventa polo didattico Montalcini, laddove abbiamo inserito anche la formazione, l'alta formazione, abbiamo inserito le università online, le certificazioni linguistiche ed informatiche. Chiaramente siamo circondati sempre da professori altamente qualificati, da madrelingua, ingegneri informatici, docenti universitari. Abbiamo il CFU, il centro di formazione universitario, presente ormai nella realtà agrigentina da più di 20 anni, laddove praticamente prepariamo i ragazzi ai test di ammissione, oltre a dare loro la possibilità, qualora dovessero scegliere l'università online, perché ci sono dei casi dove i ragazzi comunque non possono frequentare perché lavorano, abbiamo una vastità di scelta appunto a 360 gradi. Ecco, l'anno scolastico quando inizierà? Inizierà a settembre e noi, il nostro fiore all'occhiello è sempre ed esclusivamente, insomma, la scuola e la preparazione della stessa nei confronti dei ragazzi. Noi adottiamo il metodo salesiano, che è quel metodo laddove mette in primis l'alunno con la preparazione, con la didattica personalizzata, con il potenziamento della logica, dell'inglese e quant'altro, ed è pronto a colmare le lacune standogli vicino in ogni suo passo. E abbiamo anche, ed è l'unica scuola che si allinea alle scuole estere, e noi non lasciamo compiti a casa, perché ritengo che qualora si spieghi in classe e si fa esercitare in classe il ragazzo e si fa lui ripetere, e comunque lì il ragazzo è preparato, per cui ci siamo adeguati alle scuole estere e va benissimo. Offrite il tempo pieno? E noi abbiamo praticamente la settimana corta, per cui dal lunedì al venerdì fino alle 2 chiaramente, pertanto il ragazzo ha anche lo stand by del fine settimana per riposare.